Buonasera a tutti ragazzi, anche stasera fa caldo, però almeno abbiamo la luna, il mare, appunto ci ho detto guarda che luna, guarda che mare, quindi ci fa compagnia la nostra bellissima luna che io puntualmente immortalo sempre quasi, c'ho proprio la fissazione, adesso ci sta questa stella a fianco che si vede anche benissimo, anche se si muove un po' tutto, non so che cosa sia, ragazzi, qualcuno sa che cos'è sulla destra della Luna? O deve essere Venere, o non lo so, ragazzi, di astronomia non è che me ne intendo tanto, però quella sulla destra è molto luminosa, infatti si vede come un punto bianco. Ciao a tutte, ciao Amelia, quindi possiamo ammirare la bella luna piena e poi ci sta questo pianeta. Sapete, sai che pianeta è sulla testa della Luna? Ciao Alessà, voi siete più esperti, guardate. Non lo so io. Faccio un rimpicciolimento, vedi? Alla destra della Luna ci sta questa sfera luminosa. È una stella, un pianeta, non lo so. Ciao Pivetta. Quindi ti dico una bugia. Ciao Nadia. La Luna, e vabbè ci siamo. E alla destra che cos'è questa qui? Non lo so. È una stella sicuramente, questo sicuro, un pianeta, non lo so. Vedete, ci sono anche dei riflessi, una luce bianca. Pure, Lupus è grande, guarda qua, ti voglio far vedere. Io ho fatto l'ingrandimento, però questa... Vedi quella luce bianca che cammina? Non lo so che cos'è. Tu riesci a vedere un oggetto in movimento, vedi? Adesso sta quasi sotto la... Vedi, sta quasi sotto la luna e sta camminando. Facci caso sotto la luna, vedi? Io sto andando... È una sfera rotonda che cammina, vedi? Solo che non so che... guarda, adesso è passato la luna, lo vedi? Vedi? È bianco e riflette, bianco e riflette, bianco e riflette. Se ci fai caso, vedi? Io il cellulare non lo sto muovendo, quindi... No, no, poi ci sta proprio... Guarda, la luna si vede perfettamente. Però sta luce che sta camminando e non capisco che cos'è. Vedi, adesso è passato di molto. No, no, guarda, no, no. Si vede questo pianeta, ragazzi, qualcuno sa che pianeta è? Perché non è una stella, vedete, sta alla destra della Luna, questo qui. Ma prova a ingrandire ancora un po' di più, eccolo qui, guardate ragazzi, che cos'è? Ah, non lo so, guardate ragazzi, adesso ho fatto un ingrandimento, è un po' sfocato, però vedete, si vede proprio bene bene ragazzi. Io non so che cos'è la verità. Astronomia non è che so proprio... E guarda, eccolo qua, sto cercando di tenere fermo, diciamo, eccolo qua ragazzi, è come un pianeta grande, che ne so. È strano, guarda, adesso faccio il rimpicciolimento, no? Per farvi vedere ragazzi, eccolo qua, guardate quanto è grande. Mo' la luna è vero che è grande rispetto a questo puntino, però questo pure grande è. La luna è grande, quindi però questo cosa, che cos'è? Cioè le stelle pure ci stanno altrove, per l'amor di Dio, eh. Voglio girare pure di qua, in effetti. Eccolo qua, vedi? Questa è una stella, vedi? Si vede che è una stella. Eccola qui. Guarda qua invece. Qua si vede proprio, guarda. È proprio forte. Guarda. Ecco qua ragazzi, è proprio grande. Vero che si vede sfocato, però è bello grande grande. Boh, non lo so ragazzi. Vedete, così riesco a prenderla. No, no, è fermo, non è... No, non è un UFO, ragazzi, sta fermo. Ma che ne so, qua ogni sera succede un miracolo qua. Che poi ragazzi, a occhio nudo si vede tutto brillante. Ci sta un fascio di luce intorno, come fossero mille colori. Così non lo riuscite, voi non riuscite a vedere. Marte c'è un sacco di colori. È come se fosse tutto pieno di colori intorno.
a occhio nudo, parlo io. Poi così, eh, non lo so, però è alla destra della luna, ragazzi, vedete? Vedete questo qua, ecco qui, si vede benissimo. Guardate quanto è grande, ragazzi, adesso. Guardate a destra. No, secondo me è un pianeta, ragazzi. Guardate, adesso si è fermato proprio bene bene sulla destra. Eccolo qua, vedi, adesso è fatto bene. Hai visto Lupus? Guarda, io non sto muovendo, non sto ingrandendo, c'ho solo... No, Lupus non è un aereo, guarda, eccolo qua, Lupus, l'ho ripreso da solo, guarda. Vedi? Ma che ne so, forse una nave... Ragazzi, mi pare una navicella, guardate bene come gira al centro. O mi sbaglio io, sono pazzo io, boh, non lo so. Però vedete al centro, mi pare come se girasse. Fateci caso, oppure sono io che vedo così. Mi pare come un UFO visto dall'alto. Però sta fermo, ragazzi. È come una ciambella, no, Lupus? Dici che è Marte? Va, io voglio crederti, anche perché a occhio nudo, ragazzi. Perché, ripeto, le stelle, eccole qua, le altre, in effetti. Qua è un po' nuvoloso, come hai detto tu. Poi qua arriva la luna. Eccolo qua, ragazzi, l'ho ripreso di nuovo. E che cos'è allora Lupus? Scusa, ecco la luna, no? La luna sta qua. Sulla sua destra sta sto pianeta qua. Ma che ne so, guarda quanto è grande però, ragazzi. Io adesso non ho fatto ingrandimento, vedi? Io sto normale adesso. Cioè non è che ho fatto lo zoom. Quando lo vado a zoomare, ragazzi, è così, guardate. Vedete? Adesso sto zoomando, vedete? Adesso con lo zoom si vede un casino. Invece quando poi ritorno normale, ragazzi, eccolo qua, in effetti la luna sta qua e sto coso sta qua. Non so cosa sia, ragazzi, vi dico una bugia. Di astronomia non è che sono un mago, per l'amor di Dio, però di certo è bello grandicello, non è piccolo. E devo domandare a qualcuno questo video, mi devono dire che cos'è, perché personalmente non lo so, perché la stella l'ho vista, volete vedere? Vi faccio vedere una stella, ragazzi. Eccola qui una stella, ragazzi, vedete? È un puntino piccolino, diciamo. Vedete? Si vede, non si vede. Questo invece si vede proprio. Guarda qui, guarda, eccolo qua. Vedi, si vede proprio bello grande. Cioè, guarda, questo è bello. È Giove, dici tu, Danny? Ma non credo. Eccolo qua, adesso l'ho ripreso normale. Ciao Alessandro. Alessandro, secondo te che cos'è questo sulla destra della Luna? Perché non stiamo capendo proprio un tubo. Di astronomia non è che stiamo informati, però lo vedo abbastanza grande. Ok, un attimo solo. Eccolo qua. Cerco di tenere più fermo che posso. Eccolo qua. E Marte dici? Prova ad ingrandire perché più lo ingrandisco poi più diciamo l'applicazione ti dice Giove e può essere pure a occhio nudo è lucentissimo, invece così diciamo col cellulare questo è una Huawei, qui comunque si vede abbastanza bene perché i pixel qui sono molti, questo è l'ultimo, questo è Huawei Mate 30, quindi la risoluzione è buonissima. Però vedi quanto è grande. Lo so, Danny, non ce l'ho purtroppo, Se l'avevo, già l'avevo montato, la verità. Vedi? È bello, la luna sta qua, lui sta qua. Però vedi, è bello grosso grosso. No, Danny, io ce l'avevo, solo che poi si ruppe e non l'ho comprato più, la verità. Avevo un bel telescopio, sai, di quelli che si poggiano direttamente, l'ho pagato pure un sacco.
solo che si ruppe, non lo pagai all'epoca 800 euro, ma era buono. Cercava lui i pianeti, tu mettevi tutto quello che volevi vedere sul computer e lui lo cercava. Quindi ruotava da solo, poi si è rotto e non l'ho comprato più. Però ragazzi, strano, vabbè, sarà Giove, non lo sappiamo, comunque è bello da vedere perché con l'occhio. Sì, io ho questa Way Mate 30 Lite che l'ho preso mo ultimamente, quindi in effetti si vede bene, quindi vedete, si vede proprio benissimamente che è bello grande, quindi non è una stella, deve essere per forza un pianeta. O Giove o Marte, ma non credo sia una stella, anche perché le stelle non brillano così. Ci sono altre stelle che non le riesco neanche a vedere. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, voglio vedere la direzione di Dorian. Secondo me l'ultimo video che faccio è. Sì, sì, Saverio, sì, sì. Voglio vedere che cosa succede a Dorian. Vado un attimo sull'applicazione per vedere la direzione che sta facendo. Poi faccio l'ultimo video e termino la giornata. Ok ragazzi, a fra poco. Ciao a tutti. Ciao Saverio, ciao a tutti ragazzi.